del vespro non cresce né diminuisce, è mia da donare a colui che desidero, come il mio cuore. Buonasera a tutti, questo è un video un po' particolare in cui vi voglio spiegare il motivo del mio nickname. Il mio nickname, come vedete tutti, è Evenstar ASMR o Evenstar ASMR, come vogliamo chiamarlo. E il motivo di questo nickname lo devo a quello che è da sempre il mio libro e il mio film preferito, cioè Il Signore degli Anelli. So che sembra una cosa terribilmente nerd, ma in realtà per me ha un significato molto, molto importante. Questo oggetto che vedete, questo oggetto è la luce della stella del Vespro ed è il gioiello che la principessa degli Elfi, Arwen, regala al suo fidanzato, il futuro re di Gondor, Aragorn, che deve contribuire e combattere per sconfiggere l'oscuro signore. Le loro probabilità di vincere sono lo 0,1%. Hanno veramente il 99,9% di possibilità di non farcela. Ma Arwen, che è questa principessa, decide lo stesso di donare la sua immortalità e di rimanere mortale pur di stargli vicino, anche se le probabilità di vincere sono pochissime. Lei avrebbe potuto lasciarlo e andare nella terra immortale, perché di speranza ce n'era pochissima, e invece lei è stata una delle poche a dire che c'è sempre speranza, in qualsiasi occasione, in qualsiasi circostanza, anche quando il male sembra vincere, c'è sempre speranza. E questo messaggio, in questi giorni così difficili, in mezzo ad attentati, in mezzo alla violenza, ogni volta che il male sembra avere la meglio, non dimentichiamoci mai che c'è sempre speranza, che il bene non muore mai. È questo il messaggio principale del Signore degli Anelli, e questo è uno dei motivi per il fatto che è il mio libro in assoluto preferito. È un libro fantastico e anche il film è fatto molto bene, ma il libro è qualcosa che ti tocca. Il libro mi ha aiutata a superare dei momenti molto difficili. Tolkien mi è stato molto vicino. Questo oggetto è simbolo di luce, è simbolo di speranza. E ogni volta che Aragorn, quest'uomo fidanzato di questa principessa, si sente solo, si sente sperduto, con pochissime probabilità di vincere, deve stringere questo oggetto, deve tenerlo vicino al suo cuore, per ricordarsi quello che Arwen gli ha detto. Preferisco una sola vita con te che tutte le ere di questo mondo da sola. E quando non ti fidi di nessun altro, fidati di questo, fidati di noi. È stata l'unica che ha continuato a dire che un filo di speranza c'è sempre. Assieme a questo film c'è stata una cantante che molti di voi sicuramente conosceranno, perché è una delle cantanti con la voce più rilassante, quasi a livello di Céline Dion, ed è Enya. Enya ha scritto
varie canzoni fatte apposta per questo film, e una di queste canzoni si chiama proprio Even Star, cioè la stella del Vespro, e questa canzone è una delle colonne sonore del film e contiene parole in elfico, quindi questa lingua che Tolkien ha inventato. Con questa lingua questa cantante ha scritto delle canzoni vere e proprie, e queste canzoni sono bellissime, sono una più bella dell'altra. Se avete voglia di rilassarvi ve le consiglio, perché sono veramente delle ninna nanne, cioè sono qualcosa di splendido. E il contenuto di questa canzone, Even Star, è proprio questo: la speranza. Continuare a sperare, anche quando il male sembra vincere, anche quando tutto sembra perduto. Dobbiamo sempre, sempre continuare a sperare, sempre. Ora vorrei leggervi il testo di quella che è la mia canzone preferita di Enya, che si chiama May It Be, e avrei voluto cantarvela a bassa voce, però credo di non poterlo fare perché per motivi di copyright. Per questo motivo io vi linkerò la canzone nell'info box, e quello che vi consiglio di fare è, mentre guardate da ora in poi questo video, cioè da questo momento in poi il video che sto facendo, cliccate sul link, mettetela a bassissimo volume, però mettetela come sottofondo, perché adesso io vi leggerò la traduzione del testo per farvi capire quanto è meraviglioso e quanto è importante sia per me questo nickname. Allora, siete pronti? Mettete sulla canzone e mettetela a basso volume, e ora io vi leggerò la traduzione. Allora: possa una stella risplendere su di te, possa, quando l'oscurità scende, il tuo cuore essere puro. Percorri un sentiero solitario, oh, quanto sei lontano da casa. È arrivata l'oscurità, abbi fede e troverai la tua strada. È calata la notte, c'è una promessa che ti sorregge. Possa il richiamo dalle ombre volare lontano, possa il tuo viaggio continuare alla luce del giorno. Quando la notte sarà sconfitta, potrai alzarti per trovare il sole. È arrivata la notte, abbi fede e troverai la tua strada. È calata l'oscurità, c'è una promessa che ti sorregge, c'è una promessa che ti sorregge. Quindi questo è il motivo per cui ho scelto questo soprannome, perché è portatore di speranza, è portatore di luce. La stella del Vespro è la prima che si vede quando cala la sera e l'ultima che se ne va via alla mattina. La stella del Vespro, per chi non lo sapesse, è Venere, e la stella del Vespro è anche il soprannome di Arwen, la principessa, e quindi questo oggetto che è la sua collana si chiama stella del Vespro e la rappresenta. Quindi Arwen ha soltanto questa funzione nel Signore degli Anelli, la speranza. Nel video che vi ho linkato
visione, anche perché è un video veramente rilassante.